tornato il campionato, i primi antipasti di stagione possono finalmente lasciare spazio ai 3 fatidici punti in palio che nel girone B d'eccellenza vengono inaugurati dalla sfida tra Mascalocia e San Pio X e Giarre in programma al Giulio Nicosia di Tremestieri Etneo, stante la momentanea indisponibilità del buon aiuto somma di Mascalucia. Nuovo corso per entrambe le compagini biancorossi affidati a mister Davide Vadalà, lo scorso anno vice allenatore proprio di Gaspare Cacciola, che 6 mesi dopo si ritrova alla guida della panchina gialloblu. Agli ordini del direttore di gara Lorenzo Armeni e della sezione di Ragusa, coadiuvato dagli assistenti Artellini, anch'egli di Ragusa, e Tina di Siracusa, le due squadre fanno separato ingresso in campo come dispone la normativa anti-Covid. 3-5-2 per i biancorossi davanti a Romano, Boncaldo, Scalia e Sant'Onofrio, Ranno e Valenti sulle corsie laterali, Scarlata, Manuli e Grutta Dauri in mezzo al campo con Bagé e Finocchiaro a comporre il tandem offensivo. Ospiti che propongono un 4-3-1-2 con Barbagallo in porta, La Rosa e Urso ai lati di Zappala e Trovato, Privitera a dettare i tempi spalleggiato da Strano e Sessa, Cocimano nel ruolo di vertice alto dietro le punte Leotta e Agudiac. Primo pallone giocato dalla San Pio X, ma primo scossone inferto al match dopo appena 2 giri di lancette dal Giarre. Buon pallone lavorato da Agudiac, smistato sulla destra per Cocimano, bravo a pennellare la sfera di ritorno per Leotta che tutto solo nel cuore dell'area di rigore piazza alla sinistra di Romano e fa Mascalocia San Pio 0, Giarre 1. Gialloblu che assumono il pallino del gioco e che sfiorano il raddoppio con la palombella di Alfonso Sessa al 13° minuto, di poco alta sopra la traversa. Scorre un minuto e dall'imbucata dalla propria metà campo di Urso Agudiac pare abbia il vantaggio per involarsi verso la porta, ma l'esperto Sant'Onofrio è bravo ad avere la meglio nel mismatch. Al 17°, gran lavoro in interdizione di Santo Privitera che si concede la botta da fuori, pronto Romano all'intervento alla sua sinistra. Al 18°, dormita generale della retroguardia ospite, bravo Cofi Scarlata a crederci e a calciare colpendo il palo destro di Barbagallo, parso un po' sorpreso dalla traiettoria. Alla mezz'ora, prima discesa di Urso, ben assistito da Cocimano, cross che si spegne alto. Al 33°, prima protesta ospite con il gol annullato da Gudiac per un mani di Zappalà ravvisato da Armenia. A 2 minuti dal termine della prima frazione del nuovo episodio in area di rigore biancorossa, Privitera pesca al vertice Zappalà che da posizione quasi impossibile scomoderemmo un abile Panzer quale Oliver Bierhoff. In avvitamento toglie la ragnatela dal 7, ma anche in questa circostanza il fischietto ibleo vede un'irregolarità nel duello aereo. La sostanziale supremazia gialloblu viene legittimata nel primo dei 2 minuti di recupero concesso dall'arbitro. Dallo sviluppo di un corner dalla sinistra, Privitera imbecca Cocimano che di testa bacia la traversa e fredda Romano per la rete che vale lo 0-2, stavolta buono e regolare. Ultima azione che segnaliamo prima di imboccare la via degli spogliatoi e ritrovarla con un solo cambio, operato dal tecnico Vadalà che getta nella mischia Guglielmino a posto di Scarlata. Ripresa che ha inizio con un sussulto iniziale, Cocimano strappa bene sulla sinistra, pennellata per Agudiac che di testa svetta prima del proprio marcatore, ma non trova la porta né il compagno di squadra pronto alla correzione. Al 4° minuto brivido lungo la schiena per Barbagallo che difetta la presa in un comodo alleggerimento che permette a Finocchiaro il tiro respinto in calcio d'angolo. Al 12° minuto pezzo di bravura di Ranno che dalla grande distanza calcia a fil di palo, gesto tecnico del numero 7 biancorosso che apprezziamo per la qualità della sua conclusione. Al quarto d'ora doppio cambio tra le file gialloblu, Civiletti e Cacciola subentrano in luogo di La Rosa e Strano, biancorossi che invece inseriscono Messina per Manuli. Al 17° scucchiaiata di Privitera per Agudiac, il cui invito per Leotta non è capitalizzato a dovere dal numero 7 giarrese, che avrebbe potuto chiudere anzitempo il conto. Per il numero 7 gialloblu è l'ultima palla gol della sua partita, al suo posto fa ingresso in campo Davide Pettinato che va a ridisegnare il Giarre con un 3-5-2. La partita, ben gestita dal Giarre fino al 70°, si riapre a 20 dal termine grazie al gol di Antonino Ranno, letale e glaciale con un pallonetto che supera Barbagallo. Da rivedere il gol del numero 7 biancorosso, primo scricchiolio invece per la retroguardia gialloblu, piuttosto schiacciata dinanzi al retropassaggio di Pettinato.
Il vantaggio di misura non può rassicurare il Giarre, che ha il fiato sul collo di un indomito Mascalucia Sampio. Cocimano torna a prendersi la squadra sulle spalle, sfiora il terzo gol colpendo un palo e alla mezz'ora guadagna il penalty per una cintura di Valenti ai suoi danni. Dagli 11 metri il DS giallo-blu sceglie la sinistra di Romano, che cala la saracinesca con un volo alla sua sinistra e strozza l'urlo di gioia al numero 10, che avrebbe voluto timbrare la seconda doppietta stagionale. Giarre e Sampiodecimo provano a farsi male nel finale di partita, ma ad eccezione di un tiro di Cacciola fuori misura non ci sono più emozioni. Il triplice fischio di Armenia sancisce quindi la prima vittoria in campionato del Giarre, che replica la qualificazione di Coppa Italia all'insegna di quella continuità ricercata nei piani alti di Via Olimpia. Per la Sampio, onore delle armi e buon viatico in vista del futuro prossimo, che immaginiamo roseo per il club etneo.